Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro dei Serafini, ci rende il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste dei cherubini, voglia il Signore darci grazia di abbandonare la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del Sacro Coro dei Troni, infonde il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele
e del coro celeste delle dominazioni. Ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro delle potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro dell'ammirabile virtù celeste, non permette il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste dei principati, riempi a Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celesti degli arcangeli, ci concede il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste di tutti gli angeli, si degni il Signore di concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un Padre nostro a San Michele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Gabriele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Raffaele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E una al nostro angelo custode. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salva. A te ricorriamo, essere figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio, Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, Prega per noi. San Michele Arcangelo, Prega per noi. San Michele Principe dei Serafini, Prega per noi. San Michele Ambasciatore del Signore Dio di Israele, Prega per noi. San Michele Assessore della Santissima Trinità, Prega per noi. San Michele Preposito del Paradiso, Prega per noi. San Michele Chiarissima Stella dell'Ordine Angelico, Prega per noi. San Michele Mediatore delle Divine Grazie, Prega per noi. San Michele Sole Splendidissimo di Carità, Prega per noi. San Michele Primo Modello di Umiltà, Prega per noi. San Michele Esempio di Mansuetudine, Prega per noi. San Michele Prima Fiamma di Ardentissimo Zelo, Prega per noi. San Michele Degno di Ammirazione, Prega per noi. San Michele Degno di Venerazione, Prega per noi. San Michele Degno di Lode, Prega per noi. San Michele Ministro della Divina Clemenza, Prega per noi. San Michele Duce Fortissimo, Prega per noi. San Michele Consolatore degli Sfiduciati, Prega per noi. San Michele Angelo di Pace, Prega per noi. San Michele Consolatore dei Malati, Prega per noi. San Michele Guida degli Erranti, Prega per noi. San Michele Sostegno di coloro che sperano, Prega per noi. San Michele Custode di chi ha fede, Prega per noi. San Michele Protettore della Chiesa, Prega per noi. San Michele Dispensatore generoso, Prega per noi. San Michele Rifugio dei poveri, Prega per noi. San Michele Sollievo degli oppressi, Prega per noi. San Michele Vincitore dei demoni,
prega per noi. San Michele nostra fortezza, Prega per noi. San Michele nostro rifugio, Prega per noi. San Michele nostro difensore, Prega per noi. San Michele duce degli angeli, Prega per noi. San Michele conforto dei patriarchi, Prega per noi. San Michele guida dei profeti, Prega per noi. San Michele guida degli apostoli, Prega per noi. San Michele sollievo dei martiri, Prega per noi. San Michele letizia dei confessori, Prega per noi. San Michele custode delle vergini, Prega per noi. San Michele onore di tutti i santi, Prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. preghiamo. O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Novena in onore di San Michele Arcangelo. Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri nemici, visibile e invisibile, e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloriosissimo principe delle celeste milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi, che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù suo Figlio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sa
O glorioso Arcangelo San Michele, protettore della Chiesa universale e patrono nostro singolarissimo, noi umilmente imploriamo il tuo potente patrocinio. Concedi salute agli infermi, fecondità al nostro lavoro, pace fra le nazioni, unità alla Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Beatissimo Michele, Principe di Dio, affinché saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma bontà assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa, per la salvezza degli uomini, concedi che con il suo salvifico aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici, in modo che al momento della nostra morte possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa Beatissima Maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Spirito immortale,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere meno indegni di accostarci alla mensa del Signore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa che accogliamo pienamente il tuo dono, perché liberi da ogni errore aderiamo sempre più alla tua parola di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme. Stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va avanti e accostati a quel carro». Filippo corse innanzi e udito che leggeva il profeta Isaia, e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose: «E come potrei capire se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: «Come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa. Così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita». Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?» Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato?» Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate a Dio voi tutti della terra. Popoli, benedite il nostro Dio. Fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Acclamate Dio voi tutti della terra. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio voi tutti della terra. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Ieri abbiamo visto come l'angelo è principalmente colui che annuncia, colui che porta un messaggio. Abbiamo compreso che questo messaggio è essenzialmente l'amore di Dio, cioè che Dio ci ama e che ci ha dimostrato questo suo grande amore dando il suo figlio, dando ad ognuno di noi il suo figlio. Ecco che allora ognuno di noi, comprendendo questo messaggio, mangia di quel pane vivo che è disceso dal cielo, di questa carne che il Padre ha voluto donare a noi, una carne nuova, una carne che ha in sé il principio della vita, una carne che non perisce, una carne che fa germogliare dentro di noi la vita eterna. Ma se l'angelo ci annuncia questo, oggi vediamo nella prima lettura che l'angelo è anche colui che manda. L'angelo dice a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno. Sembra inviarlo in un luogo deserto. Filippo avrebbe potuto benissimo rispondere all'angelo: e che ci devo andare a fare lì? Io devo andare a predicare. L'angelo manda Filippo in una strada deserta, un po' come le strade che vediamo in questo periodo nelle nostre città. Una strada dove sembra che non ci sia nessuno da incontrare. Eppure Filippo su quella strada incontra un uomo che ha sete di Dio, un uomo che ha fame di quel pane vivo disceso dal cielo.
E proprio ascoltando l'angelo, alzandosi e andando in quella strada deserta, in quella strada che a molti sembra inutile, Filippo fa la volontà di Dio. E la volontà di Dio in quel caso è salvare quell'unico uomo. Prima ancora di mandare Filippo ad annunciare ad una grande città, Dio lo manda da quell'unico uomo che ha sete della sua parola, che ha fame di quel pane vivo. Ecco, ognuno di noi, se guardiamo a San Michele con devozione, se ha ascoltato la parola di Dio che ci riempie la vita, che ci dice tutto l'amore che Dio ha per noi, non può esimersi dall'alzarsi, dall'andare, dall'ascoltare l'angelo che anche a noi dice: va, alzati, vai anche dove ti sembra che non c'è nessuno, vai dove ti sembra che tutto sia inutile, perché se è lì che Dio ti manda, allora lì c'è qualcosa che Dio ti chiede di compiere, lì c'è davvero tutta la sua volontà, lì c'è la vita eterna donata a te e vita eterna che tu hai il dovere di dare agli altri, perché anche tu sei chiamato a essere angelo, anche tu sei chiamato ad essere colui che annuncia, colui che va dai discepoli a dire: il Signore è risorto e vive per sempre e ci dona la sua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. Preghiamo insieme dicendo: O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. Perché i pastori della Chiesa, ispirati da vera carità, conoscano ciascuna delle anime loro affidate, avvicinino i lontani, siano pronti a dare la vita per il proprio gregge, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. Perché la comunità ecclesiale e la comunità domestica, come luoghi di educazione e crescita nella fede, sappiano coltivare germi di vocazione al ministero pastorale e alla vita virginale per il regno dei cieli, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. Per quanti hanno udito o udranno la voce del Signore, che li chiama a seguirlo per il servizio e l'edificazione del suo popolo, corrispondano docilmente al dono dello Spirito, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. Perché tutti i figli di Dio sentano in alta misura il valore della vita e della persona umana e non perdano mai il grande dono della libertà che il Cristo ha conquistato, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. Perché i vescovi, i presbiteri e tutti i ministri della Chiesa che si sono addormentati nel Signore siano eternamente beati insieme ai fratelli che nel nome di Cristo guidarono ai pascoli della vita eterna, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. O Padre, che in Cristo Tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero pastore che dà la vita per il suo gregge, fa che ascoltiamo sempre la Sua voce e camminiamo lietamente sulle Sue orme nella via della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sei benedetto, Signor, per questo pane e questo vino, che
frutto della tua volontà. che ci alimenta, Lo presentiamo a te il perché cammino della vita. benedetto Sei benedetto, Signor, per questo pane e questo vino, che nel tuo amore ci doni, te li presentiamo, Dio, che divengano per noi alimento del cammino. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo misterioso scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione e nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo
tua la potenza, tua la gloria per i secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello Di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Servitelo con gioia,
Preghiamo. Assisti il tuo popolo, Dio Onnipotente, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Domani inizia il mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna. Negli anni scorsi avevamo la bella tradizione di recitare il rosario nei quartieri. Quest'anno non possiamo farlo, però il rosario lo possiamo recitare lo stesso, quindi accogliamo l'invito che ci ha rivolto il Papa di recitare il rosario in ogni famiglia, insieme, o se qualcuno è da solo, anche da solo. Però l'importante è che questa preghiera durante questo mese di maggio non la tralasciamo, perché è la preghiera che la Madonna gradisce di più. Se qualcuno trova difficoltà, vi do un suggerimento: ogni sera alle 6 c'è il rosario trasmesso da TV 2000 direttamente da Lourdes, quindi potete unirvi alla recita del rosario da Lourdes e forse che vi può anche aiutare con questo. Però, torno a ripetere, recitiamolo il rosario senza forzature. Può darsi che in una famiglia non tutti quanti siano d'accordo, però quelli che sono d'accordo recitano il rosario e gli altri non disturbano durante il tempo in cui si recita il rosario quelli che desiderano rivolgere questa preghiera alla Madonna, che, come vi dicevo, è la nostra Madre, gradisce questa preghiera, e in questo periodo che noi stiamo attraversando dobbiamo in modo particolare chiedere l'intercessione della Madonna, che è nostra Madre ed è colei che è la nostra più potente intercettitrice nei confronti di Dio, colei che intercede come ha interceduto alle nozze di Cana, del resto, di fronte alla preghiera della mamma. Gesù non sa dire di più, non sa dire di no, quindi è importante che noi in questo mese di maggio preghiamo con la Madonna perché in questa situazione che stiamo vivendo ci ottenga dal Signore di poterla affrontare nel modo migliore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie